Voglio avere problemi ben trovati in questa quarta giornata di campionato per fare la seconda passata consecutiva per Volley Veneto Benefit che si appresta a giocare questa sera contro Viadana. Un attimo solo, eccoci qua, dicevamo trasferta impegnativa. Al momento la formazione veronese è in campo con Capitan Cristian Bergottini, numero 6 Romagnoli, mentre in attacco abbiamo Magalini e il numero 3 Cerfogli, al palleggio il numero 12 Pietroni in opposizione allo posto Testagrossa. Risponde la formazione di Viadana con il numero 1 Andrea Viola, con il numero 4 Menichetti Federico, con il numero 8 Bartoli Alessandro, con il numero 14 Tommaso Fontani, con il numero 12 Silva Giulio Alberto, con il numero 5 Bellei Alberto, libero il giocatore numero 2 Luca Casadani. La palla ancora nel tribola nel campo di Viadana. L'opposto di Volley Veneto Benacus, Mirko Testagrossa. Proprio l'autore del pallonetto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. La palla cade sul nastro e poi cade nel campo di Viadana, quindi 3-2 per Volley Veneto. Al servizio il giocatore numero 3 Mattia Cerfogli, schiacciatore di Volley Veneto. Pallone libero della posizione di Viadana, per regalare però un tribola a Volley Veneto. Intanto Magalini tira forte, riesce a salvare i giocatori di Viadana. Muro del giocatore numero 4 Federico Menichetti. Attacco di Luca Casadani. Al servizio il numero 12 il capitano Silva Giulio Alberto, schiacciatore di Viadana che si sposta la palla nel campo di Viadana. Questa volta il giocatore numero 8 mandato per il pallone Bartoli Alessandro. Il pallone andrà il giocatore numero 6 Romagnoli, il centrale di Volley Veneto. Michele Viola intanto si appresta a sedersi in panchina nella rotazione del libero centrale. Fortunatissimo Romagnoli, si è mirato proprio in mano, riportando a 5 punti per Volley Veneto contro i 3 di Viadana. Avanti di 2 la formazione di Adriano Pinto. Ancora Romagnoli al servizio. Il libero di Viadana, possibilità di attacco ancora del giocatore numero 8 per fare un minuto per secondo, però la palla cade nel campo di Viadana. Ancora il numero 2, Magalini la recupera. Errore del governatore, Tommaso Fontani che dà posto 4. Manaccia un brutto pallone sulla sua rete, 3-6.
3 puntini in vantaggio invece sulla setta per Volley Veneto Bene. Ancora Giulio Romagnoli a servizio. Tribolo ancora nel campo di Volley Veneto, un po' in difficoltà la ricezione di Diodati questo primo set, Magalini l'appoggio. Non riesce a buttare il pallone Bartoli, può solo toccare, ma poi la palla cade fuori, 7-3, vediamo se Miss Antiroli chiamerà il timeout, oppure continuerà, al momento non chiama nessun timeout, ancora Romagnoli al servizio. Sul Giordani, buona la ricezione, grande la chiesa di Giulio Romagnoli, ma la palla si gola nel campo di Diadani, ancora Corrani, ancora Cerfoglio, questa volta la palla nel campo di Diadani, ancora possibilità di attacco. Allora fuori ancora il giocatore di Rocco Bartoli che sbaglia una palla non potente buttandola fuori dal campo e subito Mister Antiroli chiama time out, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni su 8-3 per Volley Veneto in questa quarta giornata di campionato, partita tra Volley Veneto e Diadana e Volley Veneto. Siamo a Diadana, formazione di Adriano Fino, la seconda scarpa consecutiva, ancora Giulio Romagnoli questa volta sul centrale, possibilità di attacco del giocatore numero 8 che mette in fallimento. Ancora Romagnoli a servizio. Porta a casa il punto del 4-9 e proprio il centrale di Diadana al servizio. Questa grossa per Magalini, Magalini come sbaglia e solo 10 punti di Volley Veneto. Pietroni al servizio, il palleggiatore di Volley Veneto. Lotto su Silva, buona la ricezione, primo tempo grande interiore, la palla nel campo di Diadana. Questa volta il giocatore numero 7 Scogli in diagonale non riesce a trattenere il pallone lanciato da Diadana da posto 4, 5 minuti. Alberto Bellei al servizio. Michele Viola. Lì professore, visto per il pallone da posto 4, è stato un lungolino, ha portato almeno mezzo metro di terreno. Ancora Bellei al servizio. Magalini. Questa volta lancia il pallone forte sul mano del muro
De Agostini al servizio. Giocatore numero 2 nel primo tempo, Carnevali. No, scusate. Giocatore numero 9. Viola al servizio. Ancora Viola, Magalini. Ancora Viola al servizio, ancora su Magalini, buona la ricezione. Giulio Romagnoli mette giù la palla del 13-10, allontanando un po' le nubi scure che si erano create sul campo di Volley Veneto. Al servizio Mirko Steccarosso. Lot di Steccarosso, primo tempo. Romagnoli non è riuscito a trattenere il pallone indice 13 al servizio del giocatore numero 8 Bartoli Alessandro. La panchina di Volley Veneto Benacus. Pareggio di padroni di casa, 13 pari. Volley Veneto Benacus dissipa il vantaggio di 5 punti che aveva all'inizio 7. Bartoli ancora al servizio.
14-13, Giulio Romagnoli al servizio, in slot. Pallone fuori, ma viene chiamato pallone fuori. 14 pari. Servizio sud, lo schiacciatore di Vietà su 14 pari. Magalini. Ancora Silva al servizio. Palla nel campo di violenza Magalini, 16 riescono a recuperare un punticino il boss di Volle e a servizio ancora Giulio Romagnoli, il centrale di Volle Veneto che presta sul servizio. Questo è il servizio. 17-15 più 2 per Viadana in questo primo set. Michele Viola. Palla ancora nel campo questa volta di Volle Veneto. Grande recupero di Viadana. Questa volta Magalini non il Galini lo protegge dell'uomo per 17-15. Ancora attaccata la protezione di Volle Veneto la partita. Servizio Davide Pietroni. Silva buona Tommaso Cordani, Fabiano Mantova, 18-15, ancora più 2 e al servizio numero 5 Bello. Magalini. Time out, come avevamo pronosticato, Italiano chiama time out.
Bellei al servizio sulla 19-16 più 3.
centrali Cristian De Agostini e il numero 6 Romagnoli. Secondo set sta per iniziare proprio col servizio di Alberto Magalini. Per la professione ospite che va in servizio con il numero 14 del giocatore Tommaso Cordani. Riesce Giulio Romagnoli, riesce Michele Viola, il servizio avrà quindi Cristian De Agostini. Uno pari, 1-0 contro il set per giocare. Bartoli 3-5 è proprio l'autore del diritto che è il servizio. Pallone fuori. Mattia Cervoglia al servizio.
Il giocatore 4-7 Magalini. Davide Pietroni al servizio. La palla ancora nel campo di Valle Veneto per la possibilità di Bordani al servizio. Viola
difese murate 11-12. Ancora Viola al servizio. Sostituzione, esce Mirko Testagrossa al posto di, mentre scusate, Luca Albertini al posto di Testagrossa. La palla ancora nel campo di Luca Albertini, l'attore del Milano, Tredici pari. Bartoli esce Pizzi.
il giocatore numero 14, Tommaso Corrado, l'ex giocatore di Gabbiano Mantova, al servizio. Da prima, adesso è uscito da parte di Viola, servizio Viola. Viola al servizio. Free ball nel campo di Viadani. C'è la possibilità di attaccare. Esce il giocatore numero 3, Mattia Cerconi, entra il giocatore numero 2, guarda mai.
Tre minuti di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, anche novità da parte di Volegan. Entra Marini in posto, guarda basso, quando porta praticamente spostato in posizione alla Lega.
Christian Jefferson nel servizio. Il giocatore è Bartoli, che porta un punto per la sua posizione sul livello del ora via del servizio abbiamo usato abbastanza come ricezione nella rotazione quando via la Magalini al servizio, vediamo Magalini spostato al posto di Testa Grossa per giocare un po'. Proprio il giocatore che è entrato in banda nel terzo set guarda basso è servizio. Attacco del giocatore numero 12 Silva, il capitano, porta 4 punti per Milano, è proprio l'autore dell'attacco, tira fuori dai 9 metri per il suo servizio. Va al servizio.
guarda vai. Ah, scusate, il numero 12 Davide Pietroni, sono qui, scusate. Sei pari. Nel progetto esiste. Cercogli al servizio.
servizio. C'è un attimo una problematica sul tabellone elettronico. Per poter continuare. Vediamo quando si potrà continuare e ricominciare a giocare. Siamo ancora fermi su 11-10. Adesso si può ricominciare a giocare. Roberto Magalini. Si è fatto male il numero 10 guardabascio. Noi mettiamo in pausa il video.
Ecco qua rientrano in campo le due formazioni, il giocatore è stato portato negli spogliatoi, ha un problema alla caviglia, naturalmente appena avremo aggiornamenti vi diremo la condizione del suo piede. Vediamo chi entrerà al suo posto. Entra Luca Albertini al posto di Guardanato. 11 pari. Albertini al servizio. Luca Albertini al servizio.
19-18.
Rientrano in campo le due formazioni con Verona al posto di 4 587, vediamo Verona una palla molto e bomba il ormai. Una partita giocata sicuramente che dovrà rivedere molte cose in campo e in allenamento, perché veramente si sta facendo abbastanza difficile per Adriano Pina e per i propri ragazzi, perché con 5 retrocessioni è veramente molto dura. Il campionato è lungo, ma bisogna assolutamente darsi da fare. Vi saluto e buona serata.